Buonasera a tutti e grazie per essere qui intervenuti a questo evento organizzato da Api Dolomiti con il Nettare da Caccia Fisiologia Vegetale. Ringrazio Api Dolomiti in particolare per aver confermato questa partecipazione e collaborazione con Maroni Fred Dolomiti per la manifestazione Agrimont. Solitamente quest'anno purtroppo per pandemia sarà questo forum dell'agricoltura di montagna, che però a differenza di Agrimont è un progetto aperto che continuerà anche nel tempo. Questo video inoltre, come anche gli altri del forum dell'agricoltura di montagna, saranno comunque disponibili poi all'interno del portale del sito forum.agrimont.it. Ringraziando ancora, la parola quindi al vicepresidente di Api Dolomiti, Andrea De Bona. Grazie Franz, buonasera a tutti. Ovviamente intanto ringraziamenti proprio doverosi in primis, ma a pari merito devo dire la verità, sia per Agrimont che ci ospita sempre ormai da oltre 40 anni, non potevamo mancare quest'anno, anche se abbiamo fatto un po' le corse perché purtroppo il periodo per noi è impegnativo e quindi fino a che la facciamo a marzo gli apicoltori ci sono e a fine maggio siamo tremanti per i mieli che non arrivano purtroppo e quindi siamo impegnati in altro. E quindi ringrazio ovviamente Agrimont e il suo staff e Franz anche per tutta la corrispondenza che abbiamo fatto questa settimana. E in secondo luogo, ma non ultimo, ovviamente a pari merito anche il dottor Alberoni, ringrazio Daniele per questa sera e anche per la serata di giugno con una versione completa di quant'è il flusso nettarifero anche delle altre piante. Questa sera in particolare vedremo la caccia e quindi lo ringrazio personalmente a nome di Api Dolomiti. In questo volevo cogliere l'occasione proprio 5 minuti, proprio, ma forse anche meno, anche un minuto solo, e di dare due informazioni, perché questa sera oltre allo streaming così di Agrimont volevamo dare comunque anche una piccola informazione per quanto riguarda di incontro tecnico. Mi sento di dire ovviamente a tutti gli apicoltori che ci ascoltano nella nostra provincia, ma non solo, perché mi pare che siamo, sentito i colleghi un po' di tutto il Veneto e anche fuori Veneto, siamo purtroppo, dico purtroppo, in una brutta situazione. Vediamo noi, le condizioni meteo ovviamente sono fondamentali in apicoltura. Pensavamo di partire bene vista l'andamento invernale e prolungato e quindi sia di acqua e di neve sia per le nostre accazie che per la nostra prima parte primaverile. Invece purtroppo è da aprile che queste temperature non permettano, oltre al flusso di nettare della caccia, neanche purtroppo né del tarassaco che se n'è andato e neanche di altre sia piante che fiori spontanei. Mi sento di dire a tutti di tenere sotto controllo le api, tenerle alimentate, mi raccomando, in modo che la regina continui a fare il suo mestiere e tenerle pronte per la prossima fioritura. Allargatele o mettete il melario nel caso di celle reali o di sciamature che comunque ci sono anche in questi giorni, anche se all'interno delle scorte ormai sono veramente allo stretto, e siamo tutti sulla stessa barca e quindi insomma Api Dolomiti è presente, i tecnici ci sono, siamo presenti sia giovedì che il sabato e quindi sia con contatto telefonico che via mail diamo eventualmente il nostro supporto per quello che possiamo dare e sapere. Ovviamente diamo i nostri consigli da apicoltori ad altri apicoltori e quindi ci siamo. Non mi dilungo perché non voglio togliere tempo al dottor Alberoni, che ringrazio ancora. Io passerei subito la parola di questa serata che l'abbiamo proprio costruita tra due momenti importantissimi. Ieri era la giornata mondiale delle api, il 20, il comune di Belluno e Api Dolomiti ha fatto un piccolo evento su una scuola materna, e domani, che è la giornata mondiale della biodiversità, saremo ancora presenti, ancora con colleghi di Api Dolomiti e tecnici sul Parco Maraga per dare risposte e informazioni e con l'arnia didattica anche ad altre scuole. Quindi ci siamo collocati proprio tra due date importanti per noi, insomma, almeno come data. Ecco. Daniele, grazie mille e a te la parola. Allora, buonasera a tutti e ovviamente ringrazio anch'io per l'invito a questo evento. Sono ovviamente onorato, è sempre un piacere condividere quella che è la mia esperienza o comunque la mia attività di ricerca con il mondo pratico applicato in campo. Quindi
Allora, mi presento meglio, sono Daniele Alberoni e sono nato come apicoltore, sono ormai 16 anni che sono apicoltore. Al momento ho una piccola azienda che gestisco insieme alla mia compagna di circa 120-140 alveari, dipende dagli anni e per l'appunto dalle condizioni meteo più o meno avverse ultimamente. Quindi, diciamo così, ho sempre nutrito una gran passione per questo settore, il settore dell'apicoltura, che ha comunque sempre manifestato particolari esigenze. Prima per la gestione della varroa, altre malattie, comunque la gestione dell'ape, efficientamento aziendale. Poi negli ultimi anni il trend è diventato la sempre più scarsa produzione di nettare, che ha messo in crisi moltissime aziende apistiche in tutta Italia, ma non soltanto. Viaggio molto tra diversi paesi, Argentina, Malta, Stati Uniti, Nord Europa, e comunque sia questa è una crisi produttiva che sta colpendo tutto il mondo, a causa soprattutto dei cambiamenti climatici, le stagioni che non sono più quelle di una volta e sia le api sia le piante fanno fatica ad adattarsi. E poi ovviamente con i miei studi universitari ho trovato particolare sfogo alle mie necessità di sperimentare alcuni fatti del mondo apistico e alla fine sono rimasto nell'ambito della ricerca presso l'Università di Bologna, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari. Comunque sia, apprezzo particolarmente quando posso fare delle ricerche applicate, quindi stare nel mondo, una via di mezzo tra la ricerca pura e fine a se stesso e soltanto il mondo applicato, quindi quello tecnico e apistico in questo caso. Quindi da queste mie necessità è nato anche tutto quello che è lo studio delle comprensioni dei flussi nettariferi, che oggi io vi presenterò soltanto dal punto di vista della pianta da caccia, però comunque sia è un discorso che è veramente molto molto più complesso e che merita anche delle presentazioni, degli approfondimenti derivate su altre tematiche che sembrano non essere connesse con i flussi nettariferi, ma in realtà sono veramente molto pertinenti e che magari faremo poi in un altro luogo, sede. Allora, prima di tutto ci tengo a evidenziare che questa presentazione è divisa in 3 parti. Mi vorrei focalizzare più sulla pianta, nonostante sia apicoltore, perché comunque sia è la fonte di nettare, quindi di nutrimento per le nostre api. Quindi qua un particolare focus. Poi ci saranno 2 mini focus sul suolo, che è uno di quegli argomenti che sembra totalmente staccato, e in particolare anche sulla microbiologia del suolo, che è uno degli aspetti che io affronto nella ricerca qui all'Università di Bologna. E poi un ultimo piccolo paragrafo che riguarda le api, l'apprendimento che hanno, come gestiscono il calore, che comunque sia qualcosa di pertinente se vogliamo che le api raccolgano di più, o perlomeno che non sprechino il miele o il nettare, il miele che hanno prodotto, il nettare che hanno raccolto, per scaldare l'alveare piuttosto che lasciarlo per noi, per i nostri scopi commerciali. Ecco, sarebbe una cosa in questo caso veramente più gradita. Comunque sia, entrando dentro al vivo della presentazione, io comincerei per l'appunto con le piante, quindi fattori di complessità delle piante, in questo caso della caccia. Ci tengo a precisare che moltissime delle informazioni che ho raccolto in questa ricerca vengono da questa pubblicazione, questa review che è stata pubblicata da questi 2 ricercatori ungheresi. Hanno fatto veramente un bellissimo lavoro nel dettaglio. Qua sotto vi lascio il link per accedere alla copia completamente gratuita. L'unico problema per alcuni può essere che è in inglese, ma secondo me comunque è un inglese molto latino, quindi molto comprensibile, e anche da chi è meno addetto a questo tipo di ricerche. E, insomma, quindi qua potete trovare tutte le informazioni necessarie nel dettaglio, non soltanto per la pianta da caccia, ma anche per tante altre piante, facelia, castagno, tiglio, insomma ce ne sono una trentina, quindi l'ho trovato particolarmente illuminante ed era un qualcosa che era stato pubblicato già tantissimi anni fa, quindi insomma vedo che comunque la tematica dei flussi nettariferi ha avuto un notevole interesse già
anche 20-30 anni fa. Ci sono delle ricerche veramente che sembrano molto attuali al giorno d'oggi, che risalgono al 1980, 1985, in alcuni casi 1975, quindi si vede che noi non ce lo ricordiamo, ma nella storia abbiamo già passato dei momenti in cui i flussi nei tariferi erano un problema. Allora, per affrontare la tematica della caza, la caza negli ultimi 5 anni penso che sia il miele che causa la psicosi negli apicoltori, si produce, non si produce, ma mi sembra che non raccolgono, c'è il totto scommesse ogni giorno, mattino, pomeriggio, sera sulle chat da apicoltori durante tutto il periodo della fioritura, a partire dal sud Italia fino al nord Italia, quindi è un qualcosa di veramente molto sentito, forse è la produzione più discussa. Però in pochi fino adesso si sono soffermati nel cercare di capire come funzionano questi cicli biologici che regolano la produzione di nettare poi quando è il momento della fioritura della pianta. E ci tengo a precisare anche che questa presentazione non è esaustiva del tutto, ci sono tantissimi aspetti che non verranno presentati, quindi qua si può veramente spaziare tantissimo. Comunque sia, una cosa che mi preme trasmettere è che la preparazione della pianta alla fioritura comincia già dall'estate dell'anno precedente, quindi già da giugno, luglio, agosto, dove la determinazione della quantità e la qualità delle gemme a fiore viene praticamente messa in atto dalla pianta. Poi dopo, in autunno, queste gemme a fiore crescono e acquisiscono la resistenza al freddo, quindi accumulando per esempio piccoli granelli di amido che possono essere idrolizzati al momento del bisogno per dare resistenza al freddo. Poi durante il freddo, come tutte le piante dei climi temperati, per esempio il pero, il melo, ma anche tante altre, hanno un vero e proprio fabbisogno di freddo. C'è un numero minimo di ore di freddo a cui devono essere esposte, c'è quindi una temperatura almeno al di sotto degli 8 gradi, perché questa temperatura al di sotto degli 8 gradi serve per questo determinato periodo ad attivare tutta una serie di meccanismi biochimici all'interno della pianta veramente molto importanti. Adesso non sto a entrare nel dettaglio, però comunque sia, sono veramente importantissimi. Se non si raggiunge questo totale di ore invernali, dipende dalle piante, sono 500, 700, 1000 ore, dipende come si è evoluta la pianta, comunque sia, se non viene raggiunto questo fabbisogno di freddo, la pianta va subito in una sorta di squilibrio ormonale e quindi dopo ha dei problemi di sviluppo, non riesce bene a regolare le sue funzioni. Noi la vediamo comunque verde o comunque fiorita, però comunque sia è una caccia che in realtà è sofferente. Nelle piante da frutto questo si tradurrebbe in una scarsissima produzione di fiori, perché anche se allegano comunque sono molto più propensi alla cascola, insomma si attivano tutta una serie di problematiche che sono veramente poco desiderabili. Poi a primavera in realtà la rottura delle gemme, anche se noi non la vediamo, avviene veramente molto presto. Diciamo all'epoca della fioritura dell'albicocco, adesso non so se sulle Alpi avete delle coltivazioni di albicocco, però noi qua in Emilia-Romagna siamo pieni. Quando l'albicocco fiorisce, alla manifestazione delle prime foglie sulla caccia c'è ancora un mese. Però tuttavia la pianta è già entrata in uno stadio di preparazione della schiusa delle gemme, quindi ha già attivato tutta quella serie di processi biochimici necessari a portarla a una buona produzione di nettare. E qua, se abbiamo una gelata anche lieve, il danno è irreversibile, quindi la pianta ne soffre già tantissimo in questo stadio, anche se sembra per l'appunto ancora ibernata, e quindi abbiamo di conseguenza delle notevoli perdite produttive. Cos'altro dire? Invece durante la fioritura serve come condizioni per produrre una buona caccia, servono aria moderatamente umida, quindi non troppo secca ma nemmeno troppo umida, assenza totale di vento che nel caso della caccia asciuga molto velocemente i fiori. Penso che questa primavera sia una delle più ventose che abbia mai visto in vita mia, almeno qua in regione. Ma tutta aria umida che va dalle vostre parti a fare un pochino di pioggia, immagino, quindi da noi piove pochissimo, però il vento è veramente forte, infatti la produzione di miele da caccia è stata anche qua catastrofica.
Durante la notte abbiamo bisogno di un minimo di 14 gradi di temperatura all'altezza del suolo. Questo poi è un valore che vedremo di nuovo ripreso più avanti, perché è veramente molto importante, ma nemmeno troppo caldo durante il giorno, massimo 25 gradi, altrimenti il fiore si asciuga veramente troppo velocemente. Questi sono un pochino i parametri che determinano una buona produzione da caccia. Ultimamente, per gli stravolgimenti climatici, per l'appunto, da una qualche parte il meccanismo si inceppa e notiamo danni più o meno importanti nella produzione del miele da caccia. Quindi è molto importante, ci tengo a rimarcarlo, il potenziale produttivo del nettare è già determinato allo stadio di gemme, quindi c'è poco spazio a discussioni. Quando si formano le gemme l'anno prima, noi abbiamo già il potenziale nettarifero. Questo lo riportano alcune pubblicazioni veramente molto importanti o ben fatte, e quindi ci tengo a riportarlo anche a voi. Poi se la gemma primaria viene danneggiata dal freddo primaverile, di solito, cioè danneggiata intendo dire che viene totalmente cotta dal gelo, partono le gemme secondarie, che però è già stato testato e super testato, almeno nel caso della caccia. Sì, è vero, vanno a fiore anche le gemme secondarie, però hanno una produzione di miele rispetto alle gemme primarie che è totalmente insignificante. E poi spesso le gemme secondarie portano a una forte produzione di fogliame prima della produzione dell'infiorescenza. Quindi prima si sviluppano le foglie che entrano, il germoglio e le foglie che entrano in competizione con il fiore che sarà poi sviluppato successivamente, in competizione per quelli che sono i nutrienti prodotti dalla pianta. Quindi nel caso di zuccheri immagazzinati nella radice, il germoglio ha più potenziale attrattivo rispetto all'infiorescenza, ma anche il germoglio ha più potenziale attrattivo per quelli che sono gli zuccheri che sono stati prodotti dalle foglie già prodotte, quindi dalla fotosintesi che viene fatta nell'anno stesso. Quindi, insomma, va a nostro discapito, in poche parole. Quindi, giusto per farvi vedere un esempio di acacie che hanno prima optato, diciamo così, per la produzione di un germoglio con la relativa emissione di fogliame. Queste due immagini le ho fatte, questo l'apiario di casa mia, le ho fatte giusto 2 o 3 anni fa, ed è un perfetto esempio di come la caccia non dovrebbe svilupparsi. So che nelle Alpi voi di solito non avete questo problema, poi mi confermerete dopo nella discussione finale, è più un problema che si verifica nell'Appennino. In realtà le piante della caccia possono avere entrambi i portamenti, quindi ho sentito moltissime discussioni, ma secondo me è un discorso varietale, ci sono le acacie che come varietà fioriscono prima e poi dopo mettono le foglie, invece ci sono altre acacie che prima mettono le foglie e poi fioriscono. Non è, in mia opinione, almeno da quello che ho anche letto, un discorso varietale, è proprio un discorso di andamento climatico, come la pianta s'atteggia. E infatti queste sono foto prese nello stesso luogo, una diciamo a 200 metri dall'altra, e quelle che erano meglio esposte, il lato più a sud, quindi hanno sofferto meno il gelo invernale o i freddi primaverili, la vedete qua sulla sinistra, è una pianta che ha optato per la produzione di fiori, infatti la vedete tutta bella bianca, pochissimi puntini verdi delle foglie che comunque si sviluppano pian piano anche durante la fioritura, però comunque sia la caccia bianca come la vedete qua è di solito estremamente produttiva come nettare, quindi alte rese nettarifere, alte produzioni di miele. Questa sulla destra invece sono piante da caccia che sono in un ambiente un pochino più freschino, nel fiume sottostante, esposti un pochino più a nord, infatti soffrono di più le basse temperature e hanno deciso di mettere prima le foglie e poi i fiori. E si vede benissimo, anzi la fioritura, nonostante se poi si va sotto la pianta presenta quasi gli stessi volumi di quella che vedete qua sulla sinistra, è completamente coperta dal fogliame. Questo è un altro esempio, questa è una foto che ho fatto a casa mia, le due precedenti sono un pochino più distanti. Questo è un perfetto esempio di come una casa produttiva deve fiorire. Qua in questo caso, in quest'annata, ho fatto circa 1,5 melari, quasi 2 di acacia, quando di solito se è a foglia difficilmente si raggiunge il mezzo melario.
Poi questa ripresa da questo lato, almeno il bianco dei fiori, è veramente molto più imponente. E subito sotto, giusto per riprendere il concetto, nel fiume che scorre sotto questa collina che vi ho appena fatto vedere, le piante da caza sono più esposte al freddo e hanno optato di nuovo per il fogliame. Quindi questo però comporta l'acquisizione delle risorse. L'acquisizione delle risorse per produrre nettare deve venire da fonti diverse, perché se abbiamo una caccia totalmente fiorita prima dell'emissione del fogliame, gli zuccheri devono venire da dei tessuti di riserva, quindi in questo caso l'apparato radicale oppure dell'amido che è stato accumulato nelle gemme nell'anno precedente. Nel secondo caso, se prima vediamo le foglie e poi dopo l'infiorescenza, allora la fonte zuccherina può venire anche dalla fotosintesi stessa, che si verifica nell'apparato fogliare dell'anno stesso. Però andiamo a esaminare più nel dettaglio il primo anno. E come vi dicevo, è fondamentale la quantità di fotosintesi che viene effettuata dalla pianta. Non importa se nell'anno stesso o nell'anno precedente, in qualsiasi momento, con più la pianta è efficiente nell'effettuare la fotosintesi, con meglio è. Questo è un primo parametro veramente molto importante. Non ho in questa presentazione tempo per andare nel dettaglio in questo, però comunque sia sappiate che negli ultimi anni l'efficienza fotosintetica delle piante è drammaticamente in calo, per tutta una serie di inquinanti atmosferici che si stanno accumulando sempre di più. Uno tra tutti l'ozono, e che comunque sia danneggiano fortemente questa attività, oppure comunque anche i freddi primaverili che si verificano dopo inverni veramente molto caldi riducono moltissimo quella che è la capacità fotosintetica delle piante, perché sono tutte reazioni enzimatiche quando è freddo e insomma ci sono un po' di difficoltà nella sintesi degli zuccheri. Poi la fotosintesi produce degli zuccheri, alcuni sono utilizzati immediatamente per l'accrescimento della pianta, per la formazione di nuove gemme, nuovi germogli, insomma tutto quello che serve alla pianta, ma moltissimi di questi zuccheri vengono accumulati come amido nei tessuti di riserva. L'amido sono queste sferette che vedete qua sotto. E poi quando si parla di amido l'esempio classico è la patata. Quindi per tornare a noi, cosa succede in primavera? Questo è un esempio. Questa è una gemma in realtà di una pianta di vite, non di una pianta da caza, però il principio è lo stesso. Qua vedete la gemma primaria, quella che di solito schiude per prima e che è di nostro interesse nel caso della caza. Poi nel caso qualcosa va storto, sono presenti le gemme secondarie, che sono 1, 2, 3, dipende dai casi, che sono laterali e che vedete di solito non portano nemmeno ancora abbozzi fiorali, mentre la gemma primaria già porta degli abbozzi fiorali. E la gemma primaria, o comunque qualsiasi gemma che schiude, produce acido gibberellico. L'acido gibberellico è un ormone che è veramente molto importante per la pianta, per la comunicazione. Questo ormone dà il segnale alla pianta di cominciare a rendere disponibili gli zuccheri che erano stati immagazzinati sotto forma di amido. Sotto forma di amido non sono disponibili. Una volta che questo amido viene fatto, diciamo così, a fettine, scisso, si trasforma in tante piccole molecole di glucosio che vengono rese disponibili per la pianta. E quindi l'acido gibberellico prodotto dalle gemme attiva tutto quello che è il processo di traslocazione degli zuccheri. Qua vi voglio riportare un esempio di una foto fatta allo stereomicroscopio di una gemma di acacia primaria che quando ha schiuso ha liberato subito, immediatamente, 3 infiorescenze, come vedete qua, e soltanto 2 o 3 abbozzi fiorali, che poi, no, scusate, 2 o 3 abbozzi di foglie, che poi possono anche non svilupparsi se ci sono le condizioni idonee, quindi danno la precedenza al fiore e poi dopo si sviluppano successivamente. Per tornare a quello che vi dicevo prima, attività enzimatica, quindi l'acido gibberellico attiva tutta una serie di enzimi che sono presenti soprattutto nell'apparato radicale, che sono adibiti alla produzione di glucosio dall'amido e alla sua traslocazione nell'apparato, nella chioma, quindi per l'apparato fogliare, per i fiori e così via. Per rendere l'idea, si parla sempre di questi enzimi, però molti non colgono bene quello che è il concetto di enzima. L'enzima non è altro che una molecola che riduce l'energia di attivazione delle reazioni.
Per semplificare in maniera estrema, perché sembrano parolone, è il classico esempio della chiave inglese e del bullone. Se noi vogliamo svitare un bullone ben avvitato, con le dita nude facciamo una gran fatica, anzi probabilmente non ci riusciamo nemmeno. Se ci riusciamo, insomma, ci facciamo sicuramente un pochino male le dita, magari ci mettiamo 10 minuti, qualche bestemmia, e comunque è un gran sprecchio di tempo e di energie. E basta prendere un piccolo pezzo di ferro sagomato che in realtà facciamo molta meno fatica, meno di solito, nello svitare i bulloni, e magari in una decina di secondi abbiamo raggiunto l'obiettivo senza parolacce, senza ulteriori sforzi, perdite di energia. Quindi c'è un'efficienza nel tempo e un'efficienza nelle energie investite in questo processo. Allo stesso modo funziona l'enzima della alfa-amilasi, che è l'enzima uno dei principali enzimi che sono responsabili della scissione dell'amido in glucosio. Quindi qua in questa immagine qua sopra vedete queste molecole circolarizzate, sono degli esagoni, sono dei mattoncini di glucosio, diciamo così, che sono legati l'uno con l'altra a formare una molecola di amido. In realtà sono a migliaia, anzi quasi infinite, una catena lunghissima che forma l'amido che noi conosciamo per esempio nelle patate. Arriva questo enzima, l'alfa-amilase, e comincia a tagliare tutti questi ponti liberando glucosio, zucchero semplice. Giusto per fare un parallelo che forse è più adatto al mondo apistico, penso che tutti gli apicoltori un po' professionisti hanno bisogno di ogni tanto riparare le proprie arnie e utilizzano le sparachiodi per fissare componenti di legno, non so, nelle arnie nuove, nelle arnie da riparare. Quindi comunque sia, la sparachiodi dovrebbe essere un attrezzo ben utilizzato nel mondo apistico. Immaginate le fustelle che vengono acquistate in ferramenta di tutti questi chiodi che sono saldati uno insieme all'altro. E quindi, diciamo così, sono parzialmente indisponibili nell'essere utilizzati efficientemente. Se poi si caricano queste fustelle sulla sparachiodi, la sparachiodi è il nostro enzima che mette un po' di energia, separa il chiodo di interesse da tutto il resto e magari se lo colloca anche nella posizione desiderata. Quindi questo ci fa risparmiare tantissima energia e tempo. Così fa l'enzima dell'alfa-amilase, quindi vedete il taglio di tutti i legami di ossigeno che vedete qua, e quindi andando a liberare i singoli tassellini dello zucchero semplice, il glucosio. Allora, gli enzimi però sono veramente molto soggetti a quelle che sono le temperature esterne. Per farvi un altro esempio, specialmente voi che siete alpini, quindi sicuramente potete sperimentare del freddo molto più intenso rispetto a quello che noi abbiamo in Emilia-Romagna, che ormai in inverno quasi non si sente più. E sicuramente a tutti voi sarà capitato durante l'inverno di dover scrivere un messaggio sul telefonino, magari avendo delle mani freddissime, non so, mentre stavate sciando, dovete mandare una comunicazione. Scrivere un messaggio sulla tastiera vi risulterà veramente molto, molto più difficile rispetto a quando siete ben caldi e appollaiati sul divano di casa. E questo perché? Perché comunque sia le fibre muscolari e nervose hanno un tempo di reazione molto più lento, proprio perché gli enzimi che noi abbiamo all'interno del nostro organismo non riescono ad operare bene a causa delle bassissime temperature a cui siamo esposti. Nello stesso modo anche l'enzima dell'alfa-amilasi, ma come tutti gli altri enzimi che sono presenti all'interno della pianta, sono esposti a una, diciamo così, cinetica di reazione, quindi sono più o meno efficienti a seconda della temperatura che è presente nell'ambiente. E nel caso dell'alfa-amilasi, per esempio, io qua ve ne riporto di due tipi. Allora, l'alfa-amilasi di tipo 1, vedete qua tutti questi puntini neri, raggiunge la massima efficienza circa 24-25 gradi e poi dopo crolla di nuovo. Ovviamente, come tutti gli enzimi, a seconda dell'organismo ne esistono di diversi tipi che hanno diverse performance, quindi un altro esempio di alfa-amilasi prodotto da un altro microrganismo, da un'altra pianta o microrganismo, comunque l'alfa-amilase è comune a tantissimi animali, microrganismi, piante. Quello che vedete qua col puntino bianco è molto più resistente alle alte temperature, anzi raggiunge la massima efficienza a 60 gradi.
E questo primo enzima, quel puntino nero, appartiene a una pianta, questo secondo enzima appartiene a un batterio che cresce ad alte temperature. Sono due alfa-amilasi, hanno delle strutture lievemente diverse, però comunque hanno delle performance diverse. E quindi anche le performance dell'alfa-amilase sono dipendenti sia dalla varietà, sia dalla... Scusate, qualcuno ha una domanda? Sento delle voci di sottofondo. Vai Daniele, si vede che c'era un microfono acceso. Ok, sì, stavo dicendo la struttura di questi enzimi e le loro performance dipendono dalla sottospecie, dalla varietà, dall'organismo preso in considerazione. Nel caso della cacia, perché vi parlavo prima di 14 gradi durante la notte come temperature minime? Perché questi possono raddoppiare la quantità di zucchero disponibile. Quindi questo grafico esprime la costante catalitica, senza andare in termini troppo grossi. Esprime semplicemente questo. A una temperatura di 10 gradi l'enzima dell'alfa-amilase può separare dalla molecola di amido 200 molecole di glucosio, quindi 200 molecole, tassellini di base disponibili per la pianta subito pronta all'uso. Mentre alla temperatura di 14 gradi le molecole liberate sono già 400, ok? Alla temperatura di 18 gradi arriviamo a 600. Tutto questo al secondo, quindi ogni secondo che passa a 10 gradi 200 liberate, a 14 gradi 400 liberate e a 18 gradi 600 liberate. Voi immaginate questo processo che continua tutta la notte, perché poi un enzima che è avviato, a meno che non intervengano degli inibitori, va avanti come un treno tutta la notte, tutto il giorno, finché in un qualche modo non si rompe. Okay? Quindi la pianta, se alla notte ha 10 gradi, alla fine della nottata, a mattino, quando è pronta per rendere questo zucchero disponibile nei confronti degli insetti impollinatori, a 10 gradi a 200, a 18 gradi a 600, è una bella differenza, un terzo e tre terzi. Quindi avere il 70% in più di zuccheri disponibili o meno è una bella differenza, quindi è sicuramente un potenziale messo a disposizione dalla pianta verso gli insetti impollinatori veramente molto diverso. Questa è l'importanza delle temperature notturne, soprattutto da un punto di vista enzimatico, così che possono traslocare le tessuti di riserva ai fiori più grosse quantità maggiori di zuccheri disponibili. Ma non è soltanto questo. Ci tengo a ricordare, in questi ultimi anni, questa domanda mi è stata posta molte volte, quindi l'ho inserita in questa presentazione. Le api hanno una vista pessima, loro si orientano soprattutto con gli odori, quindi hanno bisogno di essere attratte prima di tutto con gli odori e poi dopo, una volta che si avvicinano al fiore, possono riconoscere la struttura del fiore e essere attratti anche dalla struttura o dal riflesso della luce che emette il fiore. L'ape, con l'occhio composto che si ritrova, come tanti altri menotteri o comunque insetti, vede veramente molto sfocato. Non basta una bella fioritura ad attirare l'ape, serve anche una fioritura veramente molto profumata. L'ape, perché sennò l'ape non riesce a trovare la fonte di nettare. Io mi ricordo negli anni passati, 15 anni fa, 10 anni fa, quando ancora si facevano delle produzioni da caccia veramente importanti anche nella mia zona, o almeno, diciamo così, i 2 melari da caccia con le buone famiglie non te li toglieva nessuno. Io sentivo l'odore della caccia a centinaia di metri dalle piante da caccia. Quindi casa mia era veramente molto distante dalle piante. Io bastava che aprivo la finestra e sentivo questo bellissimo odore. Negli ultimi anni non ho più questo onore, ma penso che sia un problema condiviso da tutti, quindi la caccia è molto meno profumata e le api hanno bisogno di questi odori per andare sul fiore. L'attività di impollinazione che fanno non la fanno in automatico perché sanno che devono impollinare. Loro vanno nel fiore perché sanno che hanno un premio, trovano una fonte di nutrimento, ma l'attività di impollinazione è totalmente inconsapevole, quindi non basta un bel fiore, sul serio. Questo è veramente molto frainteso come concetto anche tra gli apicoltori. Il bel fiore non fa per forza l'attrazione dell'insetto impollinatore.
anche perché Daniele ti interrompo un secondo così Sì. proprio respiri. Basta lasciare, io ho visto oggi, basta lasciare un telaio di miele o qualsiasi, proprio anche un cassettino a fianco, quindi non c'è colore che tiene perché le api girano, potrebbero anche confonderlo, anche solo a fianco dell'arnia o dietro, e 5 minuti di questo periodo qua praticamente hai una nuvola d'api, quindi si capisce perfettamente che loro sono attratte dal punto di vista sensitivo dell'olfatto e non dalla vista, ovviamente, perché arrivano immediatamente. Esattamente. Sì, e non soltanto questo, un altro parametro che non viene preso in considerazione dagli apicoltori di solito è il fatto che a diverse temperature, cioè oltre al fatto che comunque sia anche gli odori, che sono comunque composti volatili, in alcuni casi oli essenziali, in altri casi dei terpeni, sono comunque tutte molecole che devono essere sintetizzate dalla pianta e di nuovo per sintetizzarle necessitano di un'attività enzimatica che di nuovo è dipendente dalla temperatura. Ma non soltanto questo, a seconda delle temperature presenti o anche a seconda delle radiazioni solari presenti, le piante possono produrre dei profili completamente diversi di odore e quindi essere più o meno attrattive o attrarre insetti impollinatori completamente diversi. Io vi ho trovato questo esempio che è stato, quando l'ho visto me ne sono innamorato immediatamente. L'inula viscosa è una pianta che è un toccasana per noi, almeno in Emilia Romagna, in Toscana, in Liguria è veramente molto conosciuta perché è la pianta che più ci aiuta nell'invernamento delle api. Fiorisce da fine agosto, settembre in poi e quando le annate sono veramente molto positive si può fare anche un piccolo melarietto di questa pianta. Però comunque sia, vedete il profilo di profumi, qua vedete tutti quelli che sono i terpeni, oli essenziali e così via, una lista, adesso non ve la sto a leggere, però comunque sia vedete che alla fine dell'estate, tarda estate, il profilo di odori viene messo soltanto quando sono presenti altissime temperature, 35 gradi, 40 gradi, quindi deve essere veramente un caldo infernale per indurre la pianta a produrre qualche odore che attragga gli insetti impollinatori. E B ha un profilo veramente molto diverso, vedete i colori, rispetto alla linula viscosa che fiorisce, la vedete qua sotto, all'inizio dell'autunno, quindi già a metà settembre, tardo verso fine settembre. Quindi non soltanto, gli atteggiamenti sono completamente diversi. Nel tardo settembre, primi giorni di ottobre, l'inula viscosa produce profumi indipendentemente dalla temperatura quasi. Quindi vedete, ovviamente una temperatura un pochino più alta fa aumentare un po' l'evaporazione dei composti volatili, dei profumi, però comunque sia la produzione è ottima a partire dai 15 gradi fino ai 25, fino ai 30 gradi, scusate. Quindi, insomma, è un qualcosa di veramente notevole. E vedete, soprattutto il profilo cambia completamente. La linea grigia è il limonene, che prima non era assolutamente presente. Quindi questo determina l'attrazione di alcuni insetti piuttosto che altri. Oppure l'emissione proprio di base dei profumi. E questo anche la pianta della cazza è associata a queste dinamiche. Adesso non sono bene conosciute. Dire nomi e cognomi dei composti volatili della pianta da caccia non penso che cambierà la nostra situazione. Tanto il problema è climatico e sarà veramente difficile correggere questo trend. Allora, per andare avanti, qua. Comunque, tornando a noi, il secondo caso in cui la pianta sviluppa prima i germogli e poi il fogliame. Scusate, sviluppa prima il fogliame e poi dopo l'inflorescenza. Qua vedete una gemma primaria che però non è bellissima e già si vede la fuoriuscita delle gemme secondarie. Quindi c'è la fuoriuscita contemporanea dalla gemma di più germogli e questo già è un bruttissimo sintomo, almeno per quella che è la mia esperienza, di come andrà la protezione da caccia successivamente. Poi ovviamente ci sono casi eccezionali, si può mettere tutto in discussione, non è una regola fissa, però comunque sia questo è un caso classico in cui io so già in questa zona, se molte gemme sono in questa condizione, che non si produrrà tanta caccia. Com'era, Daniele, ti interrompo Sì? ancora,
com'era la previsione di quest'anno o com'è, insomma, anche perché ancora alcune zone ancora da uscire, ma insomma tendenzialmente almeno da parte dell'Italia è già terminata, ma com'era la previsione della caccia rispetto alle gemme, indipendentemente dal meteo che c'è stato? No, non era affatto bella. Da me, nelle mie zone si erano sviluppate prima molte foglie di nuovo e poi dopo purtroppo, vabbè, è andata male, ma comunque correva veramente molto bene questo. Quindi la mia previsione era pessima e infatti così è stato. Ma non voglio dire che ho sempre ragione, ci sono casi riportati in cui di fronte a eventi climatici gelate tardive che hanno devastato la caccia, comunque le produzioni sono state abbastanza alte, cioè diciamo non intramelari che si registravano per esempio nella zona di Varese, ma comunque sia sufficienti comunque a garantire un buon raccolto e un buon reddito all'azienda apistica. Dipende dopo quelli che sono comunque i fattori climatici che si vanno a innestare successivamente. Quindi cioè, quello che vi sto dicendo io non voglio che passi per una scienza assoluta che si possono fare dei pronostici anche già in base alle gemme. Io sto facendo vedere quello che è un trend. Quest'anno ci ha preso di nuovo questo trend, almeno per quello che era la mia esperienza. Però io non vedo l'ora di essere smentito, come apicoltore, quindi se ci tengo a precisarlo, per favore qualcuno mi smentisca perché ho bisogno anch'io con 120-130 alveari e fare o non fare la caccia sposta comunque il mio reddito familiare, aziendale. Quindi... In centro e in sud Italia com'è andata? Perché io ho notizie fino al centro Italia e più in giù sai com'è andata? Mi hanno detto catastroficamente, ma loro sono più preoccupati per l'arancio e la sulla. Ho sentito. Che insomma l'arancio ha preso una bella batosta da freddo anche l'arancio, però comunque sia mi riportano notizie veramente molto negative, però non alzo il telefono perché ne ho già abbastanza delle mie, quindi se hai qualche messaggino di WhatsApp e basta, ecco, tanto è un pianto da tutte le parti. Ecco. Certo. Quindi anche, insomma, anche con un invernamento cioè dell'inverno che c'è stato, che tutto sommato è stato prolungato, da noi è stato molto nevoso e lungo e quindi e anche bagnato, e quindi tutto sommato le previsioni erano buone, erano anni che non avevamo un inverno tutto sommato così, perché ormai li fa sempre caldi e quindi sì. quasi la deposizione quasi non si ferma, ma e che prelude a una brutta primavera, perché poi se tira avanti il caldo poi a un certo punto chiaramente deve cambiare e cambia in peggio, no? Questa volta tutto sommato aveva tirato lunga e quindi pensavamo in qualcosa di meglio, invece tanto patatracca, no? Quindi sì. neanche con un inverno del genere, Daniele, non possiamo aspettarci, che abbiamo anche visto poi, Sì. una funzionalità di questa pianta, insomma. Ma io penso che la funzionalità della pianta è stata compromessa dalle due gelate che sono, almeno nella mia zona, noi abbiamo avuto 2 gelate e poi un periodo veramente molto freddo, che si sono registrate a cavallo di Pasqua. Sì, Abbiamo sì. avuto 2 volte -3, -4 gradi, e ovviamente produzioni frutticole devastate, E anche a noi, insomma, anche a noi. tanti danni. Io penso che sia stato lì il punto di rottura, perché l'inverno era stato perfetto, cioè no, perfetto no, nelle nostre zone ancora un pochino troppo caldi rispetto a quello a cui eravamo abituati, però comunque sia sicuramente molto più freddo come inverno rispetto al 2019 e al 2020, quindi Certo. non ci si lamenta. Però comunque sia, come vi dicevo, già la fioritura dell'albicocco, la pianta da caccia comincia ad attivare questi processi biochimici e queste gelate sono arrivate proprio sulla fioritura dell'albicocco e del pesco, almeno nelle nostre zone, e infatti insomma, i risultati si sono visti. Anche da noi, ti confermo. Prego. E quindi niente, per tornare a noi, il meccanismo da cui vengono gli zuccheri, nel caso in cui siano presenti le foglie prima dei fiori, è sconosciuto, però si pensa che vengano soprattutto dal fogliame e qua ci sia una fortissima competizione tra la gemma apicale del germoglio e quelle che sono le capacità di attrarre gli zuccheri dell'infiorescenza. Quindi comunque sia perde il fiore a vantaggio del germoglio. Un'altra tematica che forse è molto sentita in Italia, almeno
nella mia regione è molto sentita, visto che è una delle principali regioni a rischio di desertificazione. Anche in questi giorni, ripeto, abbiamo avuto 3 settimane di venti da sud. Voi forse siete annegati sotto l'acqua, immagino, non ho voluto guardare il meteo, ma immagino che quell'acqua, quell'umidità comunque andava a schiantarsi sull'arco alpino, quindi con intense precipitazioni, magari anche un po' di grandine, perché comunque sono venti da sud che portano pulviscolo, quindi vabbè, niente. Però noi comunque sia siamo di nuovo in una situazione di fortissima siccità. Dal 1° di febbraio ad oggi non abbiamo avuto più di 60 mm di pioggia, quando di solito, se andiamo a vedere la media storica, noi dovremmo già essere intorno ai 400 mm a quest'ora. Quindi è uno crollo delle precipitazioni dell'80-90%. Per l'ennesimo anno, perché questo è un trend ormai che si verifica da tantissimi anni. Quindi in Ungheria, in Cina, in Corea hanno selezionato, o almeno così si capisce da alcune pubblicazioni, delle varietà che sono più resistenti alla siccità, piuttosto che producono più nettare per fiore. Per esempio questa Debreceni 2, sviluppata in Ungheria, affermano che può produrre fino a 5 microlitri di nettare per fiore, che è tantissimo. Di solito un fiore sarebbe 1,5-2, c'è da baciarsi i gomiti. Altre come questa che può fiorire in periodi diversi e essere più resistente alla siccità. Quindi lo so che la cacia è una pianta esogena, in molte regioni d'Italia è comunque considerata una pianta invasiva, aliena, e quindi deve teoricamente anche essere estirpata. Questa è la normativa che è ancora vigente. In realtà sul territorio nazionale è ben radicata, e in alcuni ambienti non vale sempre questa regola, ma in alcuni ambienti se non c'era la cacia eravamo già in uno stato di desertificazione molto più avanzato, perché la cacia ha sostituito piante di pioppo o comunque altre piante molto più sensibili alla siccità, che sono morte per l'appunto per la siccità. Quindi comunque garantisce una tenuta dei terreni e una copertura di vegetazione almeno nel periodo di interesse. Forse dovrebbe essere un attimo riconsiderata e comunque magari piantata in diverse varietà in alcuni casi, per fare in modo che ci siano delle fioriture più a scalare, non soltanto dal punto di vista di altitudine sulle montagne, ma anche proprio dal punto di vista temporale, perché sono delle varietà diverse. Questa è una considerazione in alcuni casi che mi viene molto contestata, però la sto dicendo dal punto di vista dell'apicoltura. Secondo me sarebbe il caso di incentivare un pochino la selezione genetica sulla caça, anche perché tanti altri paesi l'hanno già fatto. E comunque questi concetti sono riassunti anche nel numero di Lapis, numero 3 del 2020, che è di libero accesso, quindi se volete farvi una lettura, qua vedete tutto quanto. Per tornare a quelli che sono i problemi climatici, per l'appunto vi dicevo, abbiamo registrato minime di -3, -4 gradi nel 2021 e a casa mia abbiamo toccato -6,8 nel 2020. Quindi veramente perturbazioni molto molto fredde che fanno tantissimi danni, specialmente quando la vegetazione è già partita. Non è stato possibile nemmeno attivare quelli che sono gli invertitori delle temperature, delle fasce di freddo, quindi questi ventilatori che rimescolano l'aria, che spesso si vedono nei forteti, almeno qua in Emilia Romagna, perché proprio era freddo abbastanza anche ad alte altitudini. Quindi insomma diversi danni al settore agricolo, sia frutticolo sia per l'appunto per l'apicoltura in tutti questi 2 anni. Qua vedete una pianta da cacia che aveva emesso dei bellissimi germogli e subito sulla destra, scusate, i danni del gelo che si sono verificati sia l'anno scorso sia quest'anno. La pianta da cacia comunque sia ha una fortissima ripresa, vedete qua i germogli ormai disseccati e l'emissione delle gemme secondarie che vanno a sostituire la primaria, purtroppo con rese nettarifere molto più basse. Alcune zone, come sempre, sono meno danneggiate, e quindi i danni di solito quando vengono le gelate tardive sono sempre macchie di leopardo. Questo causa la corsa alla zona con la caça meglio fiorita, e poi con gli episodi che abbiamo visto anche in questi giorni, per esempio in Regione Piemonte, di ribaltamento di apiari, di apicoltori che hanno fatto nomadismo in queste zone.
Sono episodi spiacevoli, secondo me sono lotte tra poveri, perché comunque sia la pianta una volta che prende un colpo di freddo quando è già in vegetazione, un colpo di freddo così importante, -3, -6 gradi, è difficile che riesca a dar nettare, anche se fiorisce. Io personalmente non perderei nemmeno i soldi del gasolio del camion per spostare le api dopo degli eventi del genere. Quindi, ma questa è una mia opinione, evidentemente altri la pensano diversamente. E comunque sia continuano le speculazioni, per l'appunto come è stato fatto poco fa, come avevi visto la casa e così via. Avevi un pronostico buono, positivo, negativo. Purtroppo queste sono tutte speculazioni che comunque lasciano il tempo che trovano. Stiamo cercando, anche con l'aiuto degli apicoltori, di capire meglio questi meccanismi e fare delle correlazioni che abbiano un senso. Anche se, ripeto, molte volte le correlazioni possono anche essere smentite, perché i fattori che influenzano i processi biologici sono non decine, neanche centinaia, sono delle migliaia, e basta che uno prenda il sopravvento, magari anche positivo, che la situazione migliora notevolmente. I fattori di complessità del suolo, vi avevo detto che avrei fatto una breve presentazione anche su questo. Il suolo influisce tantissimo su quella che è la performance della pianta. Viene poco considerato, però comunque sia è dove la pianta prende tutti gli elementi nutritivi e non soltanto gli elementi nutritivi. Quindi senza suolo, un suolo buono, noi ci possiamo scordare qualsiasi produzione di nettare. Per qualsiasi pianta, non soltanto per la caza, ok? Ovviamente io da microbiologo mi focalizzo su quelli che sono gli aspetti del microbiota del suolo nell'accrescimento della pianta. È uno dei filoni di ricerca che con il gruppo a cui appartengo, il gruppo della Diana di Gioia, stiamo studiando, soprattutto in relazione ai flussi nettariferi. Già ci sono delle ricerche pubblicate, anche se poche, che comunque dimostrano come l'interazione dei microrganismi con l'apparato radicale può influire pesantemente anche su quelli che sono i profumi che vengono emessi dal fiore. Poi recentemente da un gruppo di ricerca australiano, veramente molto famoso, hanno fatto una pubblicazione su una rivista ad altissimo impatto scientifico e sociale, dove per la prima volta hanno messo il paletto sulla questione, e dimostrando per l'appunto che l'esistenza di questo si chiama microbiological loop, quindi un anello, un circolo microbico che coinvolge il suolo, la pianta e poi l'ape. Questo si connette con alcune delle mie ricerche che sto per pubblicare, dove dimostro come i microrganismi del suolo, che spesso si riscontrano anche nel fiore, che quindi fermentano lievemente il nettare, possono migliorare notevolmente quello che è lo stato di salute dell'ape. Quindi svolgono un ruolo veramente fondamentale. Il problema che noi stiamo vivendo ultimamente è lo sterminio di questi microrganismi, sia per la mancanza di sostanza organica, ma anche per lo spandimento di numerosi pesticidi. Uno fra tutti, anche se non penso sia categorizzabile come pesticida, il glifosato. Da quelli che sono i monitoraggi ambientali che vengono effettuati a livello locale o nazionale, è una molecola che viene ritrovata persino nelle foreste, a decine di chilometri dalle coltivazioni in cui è stato utilizzato questo glifosato. Quindi in un qualche modo è trasferito, si pensa che possa evaporare come molecola, quindi essere presente in atmosfera e poi dopo ricadere sulla vegetazione con le precipitazioni a anche notevole distanza, ma ci tengo a ricordare che il glifosato è nato soprattutto come antibiotico inizialmente, quindi è un antimicrobico, e dove viene applicato il glifosato è rinomato che c'è una grossissima perdita di diversità microbica, che è stata dimostrata ultimamente anche per l'ape, per le api che vengono esposte al glifosato. Questo riguarda anche le nostre piante da caccia. Sembra un discorso scollegato, si dice, ah vabbè, ma tanto il glifosato lo danno nei campi, però invece le nostre foreste, spesso oppure i corsi d'acqua lungo i fiumi, sono esposte al glifosato, molto di più di quello che noi pensiamo, e quindi c'è sicuramente, almeno è supposta, un'interazione negativa con il microbiota del suolo, con il microbiota dei fiori e anche con l'ape, che va a debilitare il tutto. Quindi il microbiota dell'apparato radicale è veramente molto importante, perché comunque aiuta la pianta nell'assorbimento di notevoli
quantità di elementi nutritivi che in realtà non sarebbero disponibili per la pianta. E questi elementi nutritivi sono stati dimostrati, ci sono già delle pubblicazioni, influire sui flussi nettariferi di nuovo. Ma non soltanto questo, possono espandere notevolmente quello che è l'apparato radicale, per esempio il caso delle micorrize, e quindi la reperibilità dell'acqua, che è uno degli elementi principali. Io adesso mi focalizzo molto sull'acqua perché in questa regione dove vivo sta diventando un serio problema negli ultimi anni, forse per voi lo è meno, però comunque sia no acqua, no nettare. Ok, quindi c'è poco da fare. Il nettare è soprattutto è un liquido che richiede tanta acqua, sia per essere espulso dal nettario, sia proprio per essere appetibile nei confronti dell'ape. Voi immaginate, anche se il nettare continua a espellere dello zucchero, ma questo viene immediatamente, del nettare, scusate, ma questo viene immediatamente prosciugato perché è troppo caldo o perché non è presente abbastanza acqua proveniente dall'apparato radicale, l'ape non è in grado di raccogliere questo nettare perché è troppo viscoso. Voi immaginate l'apparato boccale dell'acqua, scusate, dell'ape, è una specie di cannuzza, l'apparato boccale. Voi provate a mettere una cannuzza in un vasetto di miele e poi tirar su, ok? Non riuscite sicuramente a prelevare il miele con una cannuzza. Allo stesso modo, se il nettare sul nettario è troppo denso, anche l'ape non riesce a prelevare quelle che sono gli zuccheri e le altre sostanze nutritive che sono presenti sul nettario. Penso che il tempo stringe, vi salto questa slide. La sostanza organica nel suolo, che è un altro di quei fattori che viene ultimamente fortemente criticato, almeno in Regione Emilia-Romagna, oltre il 40% dei suoli è stato dichiarato non consentire la vita, ha un contenuto di sostanza organica inferiore all'1,2%, quindi al di sotto del limite che è stato stabilito dalla ricerca. La sostanza organica è fondamentale per trattenere l'acqua, quindi il rispetto dei suoli, anche nel caso di presenza di foreste da caccia, è veramente molto importante. Infine, vi avevo accennato alla siccità, giusto per darvi un'idea, questo è l'anno 2020, il giallino sono le precipitazioni quasi nulle, il blu, l'azzurrino leggero sono 10-20 mm, il blu scuro invece sono precipitazioni copiose. Quindi, per esempio, nell'anno 2020 abbiamo chiuso il mese di gennaio con pochissimi millimetri caduti, sia in Emilia-Romagna ma anche da voi. Il mese di febbraio, idem con patatine. Il mese di marzo, la zona di Bologna in cui vivo, tra Bologna e Modena, vedete questo giallino chiaro, saranno caduti 10-15 mm, 20 forse. Però comunque sia non abbastanza da consentire un buon avviamento primaverile della vegetazione. Da voi siete stati un pochino più fortunati, però di nuovo il mese di aprile, di nuovo veramente molto siccitoso. Il mese di maggio, poi dopo... Se la chiami fortuna, Daniele, va bene, la chiamiamo fortuna da oggi, dai. Guarda che il colore che ha il Veneto. Beh, avere un pochino più di acqua che avere la siccità, ve lo posso garantire. Dovremmo fare qualche altra attività dove viene l'acqua, mettiamola così. Allora là noi siamo sicuramente abbiamo... No, questo non voglio essere frainteso, però almeno per quella che è la mia esperienza da apicoltore, ok, può andare male. Prendiamo il caso del 2019 dove c'è stata una fortissima siccità fino a inizio maggio e poi dopo a maggio si sono aperte le cataratte del cielo, 200 mm di acqua caduta tutti i giorni incessantemente e quindi causando notevoli problemi. Però comunque sia, ok, non abbiamo fatto la produzione da caccia, però almeno il millefiore primaverile c'è stato, il millefiore estivo c'è stata una buona produzione di tiglio, perché comunque è stato un terreno che si è ricaricato di acqua e ha consentito comunque un recupero nelle fasi successive, ok? Se voi guardate queste cartine è evidente come, almeno nella mia regione, non si può sperare né nella produzione della caccia per le gelate tardive o per la siccità, perché comunque sia anche la caccia ha bisogno di acqua primaverile, né non posso sperare in un po' di piogge nella tarda primavera che mi attivino le fioriture dell'estate. Quindi è una cosa veramente drammatica. Nella mia esperienza io preferisco un mese di pioggia, si rinuncia a un raccolto, ma almeno quelli dopo sono
veramente molto più produttivi. Ovviamente questa è un'opinione. Poi ovviamente anche la troppa acqua, piove per 3 mesi, non è piacevole, non lo metto in dubbio. Però provare l'ebbrezza della siccità... No, condivido. Anche perché poi con l'Emilia, io sono venuto giù un anno, così la butto là, abbiamo ancora, io credo, una decina di minuti, se Frank ci dice di sì. Sono venuto giù un anno a portare le api per fare la medica. Sì. E, alle 10 di sera attendere ancora per caricare le api, per chiuderle anzi, perché c'erano 38 gradi. E quindi solo con la maschera ovviamente e in costume, Sì. tornare a casa alle 2 contenti di venire nel Bellunese perché era impossibile le zanzare il caldo, quindi una roba impossibile. Diciamo che l'Emilia Romagna ha anche lei i suoi perché. No, ma assolutamente. Anche il caldo è veramente, quando fa caldo da voi fa veramente caldo, è veramente torrido sul luglio-agosto, è stato veramente 2 o 3 anni fa che ho portato giù, veramente caldo e difficoltoso. Sì. Se poi dopo non piove prima... No. Vabbè, dai, basta polemiche o lamentele. Ultime 2 slide, promesso, e poi dopo lascio spazio alle domande. Allora, fattore tenersi alle api. Allora, non è del tutto vero quello che vi ho fatto vedere fino adesso. Consentitemi una piccola smentita nei confronti della mia stessa presentazione. C'è anche da tenere in considerazione il fatto che in caso di primavere molto fredde, come per esempio è stato quest'anno, ma anche l'anno scorso non è che è stato particolarmente caldo, comunque sia gli alveari devono mantenere quella che è la temperatura media interna, che sono più o meno 30 gradi, che sono tantissimi, cioè questi si potrebbero definire animali a sangue caldo, ok? Quindi loro devono tenere quella temperatura nella camera di covata su 7-8 favi di covata e questo costa un'enormità di energia, ok? Quindi anche se raccolgono il nettare, questo, se poi le notti sono fredde, questo viene totalmente consumato dall'attività dell'alveare, perché comunque l'ape, per istinto in primavera, proprio un istinto, direi a livello epigenetico, hanno una fortissima propensione nel allevare tanta covata, anche in condizioni estreme. Io ho visto quest'anno, non so quante nutrizioni abbiamo già fatto anche qua in Emilia-Romagna, ma non c'è stato verso di vederle rallentare un attimo. Cioè, se io le lasciavo senza nutrizione, piuttosto mi morivano di fame, piuttosto che ridurre i numeri di favi di covata. Ok? Quindi questo io l'ho considerato come un aspetto veramente molto negativo di alcune specialmente di alcuni ceppi genetici che ho. Preferirei qualcosa che rallenta nel momento della necessità, dell'avversità climatica per poi riprendere meglio successivamente, piuttosto che consumare tutte le energie fino all'esaurimento delle scorte, quindi se non ci sono gli apicoltori la morte, perché poi queste api andavano incontro alla morte. Quindi adesso senza dilungarmi ancora troppo, comunque sia la temperatura notturna di 10 gradi piuttosto che di 20 gradi può portare a un aumento di consumo di nettare raccolto, di miele immagazzinato di 1/3 in più. Quindi è comunque notevole, cioè noi mettiamo magari il nostro alveare invece che raccoglierci 3 melari ne raccoglie 1, ma abbiamo 10 gradi di potenzialmente 1, figurativamente 1 intendo dire, ma abbiamo 10 gradi notturni e questo melario viene totalmente consumato per il mantenimento della covata. Questo è uno degli ultimi concetti e poi, no, io queste qua le salto, passiamo alle domande se volete. Sì, io ne ho una subito, poi lascio la parola a tutti gli altri. Sì. Considerazione quest'anno, almeno da noi, ma in generale, insomma, sulla nostra fascia, la fioritura si è spostata di molto in avanti. Io ho perso. Significa dai 7 ai 15 giorni, insomma, indicativamente, Daniele, no? Sì. La domanda è molto semplice. Io non l'ho mai vista oltrepassare, forse negli anni 2000, forse prima, era su questi periodi, ma poi è sempre stata molto secca in alcune giornate, cioè la fioritura nostra, almeno insomma sulla parte di Treviso, dal 28 al 2-3, nella parte bellunese dal 10-12 al 20. Quest'anno è tutto spostato di circa 2 settimane e con la quantità che abbiamo visto e quant'altro. Quando una pianta si sposta così tanto,
comunque, cioè, lei fa il suo processo o se andasse, cioè, o c'è un tempo per tutto. E quindi se andiamo troppo avanti comunque sarà una montata di fioritura che non funziona, quant'altro. Cioè, le piante che sono così importanti ad alto fusto hanno una sua periodicità, oppure anche possono andare avanti con la fioritura a inoltranza e quindi fiorire fra un mese, per dire. No, secondo me loro possono andare avanti ad oltranza. L'importante è che quando partono non ci siano stravolgimenti. Cioè, non è tanto un problema di, non so, inizio aprile, fine aprile, inizio maggio, metà maggio, fine maggio. L'importante è che i processi, cioè ogni cosa venga a suo tempo. Allora, fa tanto freddo durante l'inverno? Bene. Lasciamo che faccia freddo, la pianta comincerà a vegetare successivamente, però quando comincia a vegetare le temperature devono sostenere, o comunque le condizioni climatiche devono sostenere questo senza interruzioni, senza cambi di direzione e così via. Quindi io non la vedo dipendente da quando comincia tutto il processo, ma dalla stabilità del processo successivo. Ok? Quindi, non so se mi sono spiegato. Sì, sì. Quindi potrebbe fare, anche se, perché tendenzialmente insomma da noi è impossibile, cioè non l'abbiamo mai vista dopo 15 giorni, ecco, questo volevo dirti, no? Sì. E quindi è indipendente da quando, ma deve esserci questa linearità nei processi, insomma. Esatto, cioè è un pochino come la stessa cosa delle api, cioè quando è inverno le api secondo me non hanno paura del freddo, ovviamente se sono ben preparate. Loro stanno in blocco di covata naturale, se fa veramente freddo, e se hanno delle buone scorte di beta-elogenina arrivano anche oltre i 6 mesi di capacità di svernamento, ok? Però invece se abbiamo degli inverni in cui, ok, magari a dicembre fa freddo, poi a gennaio abbiamo 20-25 gradi, poi è capitato, nel 2018 abbiamo avuto gennaio che tutti i giorni si raggiungevano i 20 gradi, ma non sto scherzando, a gennaio. Quindi io mi ricordo quando andavo a scuola c'era -7, -8 nelle nostre parti, quindi queste api escono dal letargo, cominciano a produrre la covata, ma in un momento che non è idoneo per l'allevamento della covata. E quindi dopo vanno in stress perché volano, cercano fonti di nettare e non le trovano. Consumano energia sia per l'allevamento della covata, sia per comunque per il volo, per cercare nutrienti. E questo sfasa tutto quanto, questo sfasamento dopo noi abbiamo fortissime ripercussioni a livello biologico sulle api, sono ben visibili, sono state ben visibili negli scorsi anni con inverni molto caldi. Allo stesso modo la pianta, cioè la pianta può star lì ferma, inchiodata, frigo conservata anche, cioè le piante da frutto, quante piante da frutto sono frigo conservate e si vede ancora alcune aziende agricole che piantano nei mesi di aprile, specialmente le piante di vite, ma non è che questo causa un danno alla pianta. L'importante è che dopo quando comincia vada tutto quanto a buon fine, sia lineare, senza problemi. Certo. Almeno questa è la mia opinione o le mie osservazioni. Certo, vediamo se ci sono domande del Buonasera, posso fare una domanda a Daniele? Sì, certo. Sì, buonasera a tutti. Premetto che chiaramente l'acacia non è diffusa solo in Italia, ma anche nel resto dell'Europa. Hai notizie, visto che voglio sapere se l'erba del vicino è più verde, se hai notizie nel resto d'Europa, quali sono state le condizioni climatiche, se sono state diverse dal nostro paese e se c'è appunto raccolta di miele di acacia, se hai notizie. Grazie. No, non ho notizie, mi spiace. Non ho assolutamente notizie, tuttavia faccio fatica a pensare che possa andare tanto meglio, nel senso che comunque sia, magari c'è stato un anno in cui, non so, in Ungheria sono andati meglio rispetto a noi, comunque è una ruota che gira, i stravolgimenti climatici possono favorire alcuni ambienti piuttosto che altri o sfavorirne alcuni piuttosto che altri, quindi essendo una ruota che gira, da qualche parte il miele si fa, questo non c'è dubbio, però no, non ho notizie, non mi posso sbilanciare a livello europeo, ma comunque dubito che se la stiano cavando così tanto bene anche in altri paesi. Almeno la mia esperienza principale è l'Argentina come paese estero, dove viaggio molto. Tutti gli anni, salvo Covid,
vado 2 o 3 mesi in Argentina durante la loro estate. E niente, là comunque sia, hanno passato annate molto siccitose o molto fredde, e quindi è un problema anche dall'altra parte del pianeta. Per esempio nel 2019 sono andato in visita allo stato di Misiones, il bracettino che entra nella foresta pluviale nel Brasile, e mi sono trovato a visitare le cascate di Iguazú, che sono l'equivalente delle cascate del Niagara, ma del Sud America, e nell'hotel dove stavo c'era l'acqua razionalizzata perché avevano già passato non so quanti mesi di siccità. Nella foresta, non è foresta amazzonica, ma poco ci manca, ecco, quindi veramente condizioni disastrose. Gli apicoltori della zona che sono andato a visitare non avevano ancora raccolto una goccia di miele nonostante fosse tutto fiorito. Quindi sono fenomeni che si verificano in tutto il mondo, purtroppo, però sì, per la caccia non le so rispondere. Sì, perché la mia domanda è tendente a capire se chiaramente ci sarà un'immissione sul territorio, sul mercato nazionale di acacia proveniente da altri paesi, e questo è il rischio che si potrebbe verificare? No, ma questo rischio si è già verificato negli ultimi 4 anni, anzi, in realtà, quindi acacia prodotta in altri paesi che in alcuni casi è stato dimostrato essere totalmente contraffatta. In alcuni casi ovviamente, non sempre il prodotto di bassa qualità, per l'amor del cielo. Però comunque sia è un rischio reale. Triangolazioni con l'estero, c'è stato anche un bellissimo seminario qualche mese fa, mi sembra della Professionisti, che ha parlato di queste tematiche e del commercio del miele falsificato. Quindi la caccia è uno dei più falsificati proprio per il prezzo che raggiunge, la colorazione si presta molto, Certo. quindi questo è un rischio super tangibile, anzi sta avvenendo. Ecco, Quindi sarà il caso di porre degli alert nei confronti dei consumatori? sì, se ascoltano, sì. C'è la caccia che si trova, non so se voi l'avete, il Lidl, mi sembra che sia Sì. la catena di supermercati. Io una volta ho visto a caccia a bassissimo prezzo, adesso non voglio fare prezzi perché non me li ricordo, ma comunque sia un qualcosa di mostruosamente fuori mercato. Cioè, o era una promozione perché volevano attrarre dei clienti o non poteva essere. Insomma, quindi vabbè, comunque sia, cioè, a caccia di pessima qualità o che viene spacciata per a caccia, l'ho vista anche in tantissimi altri supermercati, non è una questione del Lidl, anche molto più prestigiosi. Però comunque sia, le catene di distribuzione, la grande distribuzione, ecco, invece che fare i nomi di supermercati, cerca di approvvigionarsi su quelli che sono i beni richiesti dal cliente finale. Il cliente finale, i clienti a cui vendo direttamente il miele, posso spiegargli la problematica, fargli toccare con mano, e qui siamo salvi. Il problema è il cliente abituato ad andare nel supermercato, magari che vive in città, che ha poco contatto con la natura e che quindi può essere più facilmente ingannato. Ma qua come facciamo a spiegare una catastrofe del genere? È Anche perché veramente ostica. sì, cioè, la clientela media, il 50% forse di più, associa il miele alla caccia, no? E Sì. allora siamo il paese che ha la più diversità in assoluto di tipo di mieli. Noi abbiamo oltre 50 tipi e siamo uno dei pochissimi nazioni, se non l'unica, no? E purtroppo dobbiamo, se non c'è la caccia, non vendiamo miele. Dobbiamo essere noi, primo come apicoltori, poi come cooperative e quant'altro, e poi dovrebbe esserci anche un po' di informazione generalizzata che il miele non è un'uguaglianza con la caccia. Il miele è miele. La caccia è uno dei mieli che, tutto sommato, poi va ovviamente a gusti come tante altre cose, non è detto che sia, è solo perché ha la sua delicatezza, però insomma anche altri tipi di mieli sono molto più superiori e dobbiamo dissociare che il miele è a caccia purtroppo. E quindi dire questo non c'è, non abbiamo questo, però abbiamo altro e quindi dobbiamo iniziare a essere noi che formiamo il consumatore finale purtroppo. Sì. Ho un flash di giovedì agganciato a quello, dovremmo avere ancora qualche minuto se Frank non ci manda via, e ho sentito una collega apicoltrice del sud della Francia che stanno nutrendo pesantemente. Ecco, solo quello. Non ho chiesto della caccia, ho avuto un flash proprio veloce e mi hanno detto che sono presi molto male anche loro. E quindi questo giovedì mattina, insomma.
No, ma immagino. Comunque sia, cioè, se si riuscisse anche a riuscire a far capire la grande distribuzione, io prima forse ne ho parlato un po' impropriamente, cioè io la trovo come un fenomeno naturale, no? Chiunque vorrebbe che il proprio cliente sia soddisfatto, quindi non è tanto colpa dei supermercati, però come azione politica si potrebbe far capire ai supermercati che abbiamo bisogno di diversificare i prodotti che vengono venduti sullo scaffale, valorizzando di più, non so, la produzione di meli di tiglio, che magari sono più facili da produrre, visto i cambiamenti climatici, o il miele di castagno, che per il momento, qui lo dico, qui lo nego, è ancora una produzione che sembra essere stabile. O comunque sia, si potrebbe chiedere a questa grande distribuzione di essere più sensibili nei confronti di quelle che sono queste tematiche da cui noi non possiamo sfuggire, e conviene sia a loro che a noi, perché poi comunque una volta che io quest'opera di convincimento dei clienti che la caccia in realtà non è l'unico miele prodotto, ce ne sono anche tanti altri, la faccio già da anni, e moltissimi clienti, dandogli anche dei campioncini gratuiti, 40 grammi, che non è che ci si taglia le vene per la lunga, in alcuni casi hanno convertito il cliente all'utilizzo della melata di Metcalfa piuttosto che il castagno o il tiglio. Quindi è una cosa che è fattibile, in mia opinione, e che ci potrebbe aiutare moltissimo. Serve ovviamente qualche anno, perché tanto adesso non voglio fare l'uccello del malaugurio, però anche se il prossimo anno, nel 2022, finalmente si produce questa benedettissima caccia, il trend è segnato a livello globale, quindi c'è da poco da festeggiare, non sarà un anno in cui si rifarà la caccia e siamo tutti quanti a posto. Ecco, questa è una nuova realtà, purtroppo. Era stata tanto pronosticata dai ricercatori negli anni passati, nei decenni passati, adesso cominciamo a toccare con mano. Purtroppo, come al solito, siamo noi apicoltori in prima linea, come lo eravamo per i pesticidi. Il problema in alcuni casi non è ancora risolto, e adesso lo siamo con i cambiamenti climatici. Quindi, che dire. Però è così, quindi bisogna lavorare su questa tematica moltissimo e cercare di sensibilizzare il cliente finale, e io, la grande distribuzione, ripeto, cercherei di sensibilizzarla in questo senso, perché secondo me possono dare veramente una grandissima mano. E poi conviene anche a loro, perché prima o poi un fermo alla caccia falsificata, che loro non sanno magari che è la caccia falsificata, o comunque è caccia di bassa qualità, quindi in qualche modo viene fatta passare come caccia proprio al limite, ecco, dell'accettabilità a livello di legge, è un qualcosa che pian piano si metterà un freno, ecco, perché non si può. Dai, niente, tutto qua. Ci sono altre domande? Abbiamo 22, ancora qualche minuto ce l'abbiamo e poi dobbiamo chiudere perché abbiamo un po' sforato. Se c'è qualcun altro, volentieri. Sì, anch'io ho una domanda, una curiosità più che altro. La falsificazione della caccia, in che modo viene effettuata, per curiosità? Ma allora, ci sarebbe l'obbligo teoricamente di marcare gli zuccheri che sono prodotti da altre piante, per esempio canna da zucchero, barbabietola, così via, con degli isotopi del carbonio che ne identificano l'utilizzo. Okay? Questo è un processo che è a carico delle aziende che producono zuccheri, che sono di solito grandi aziende estere, non sono italiane, o comunque sia la maggior parte degli zuccheri viene esportata dall'Indonesia, dalla Brasile e così via, quindi prodotti zuccheri C3, C4, insomma, in paesi dove di solito la quantità di acqua disponibile consente grossissime produzioni di questi zuccheri. Se questi zuccheri non vengono marcati e poi dopo vengono messi nelle proporzioni che se sono presenti nella caccia, il gioco è fatto, nel senso... quindi non soltanto questo, c'è stato il caso di miele cinese, almeno avevo sentito in una presentazione, quindi riporto il caso, di miele cinese che era stato sofisticato, perché poi dopo cosa fanno i NAS, comunque chi controlla queste sofisticazioni? Uno dei metodi principali utilizzati fino a qualche anno fa era di andare a vedere il profilo dei pollini. Se il profilo dei pollini non corrispondeva, allora era un miele falsificato. E adesso
sono stati trovati lotti cinesi di polline, che contengono del polline tipico di quella fioritura. Cioè, cosa facevano i cinesi? Compravano il polline dall'Italia, non so, 20, 30, 50, 100 kg di quella fioritura, tipico di quella fioritura, e lo miscelavano a questa miscela di zuccheri falsificata. Ok? È stato trovato anche questo caso. Riporto un caso comunque che ho sentito in un'altra presentazione di chi è più specializzato di me nelle frodi alimentari. Quindi, insomma, le vie per falsificare il miele sono infinite, direi. Ce ne sono tanti altri casi, non mi voglio dilungare troppo, però comunque sia, per chi ha i mezzi e soprattutto dove non ci sono i controlli che vengono fatti in Italia o in Europa o in alcuni paesi europei, ha veramente gioco facile in questo. Ok, quindi non è una cosa assolutamente difficile, e in più con la triangolazione che esiste, con accordi bilaterali tra paesi, diciamo così, asiatici, ma non soltanto asiatici, non sto dando la colpa solo a quelle parti di popolazione, e alcuni paesi europei, quindi si riescono a fare anche delle triangolazioni, magari un miele asiatico, senza fare nomi di nazioni. In Italia proprio non lo fanno nemmeno sbarcare, basta che faccia la triangolazione con altri paesi dell'est Europa e poi dopo arriva con un bellissimo camion dal confine ungherese, ecco, quindi magari che arriva da molto più lontano dell'Ungheria, ma che comunque sia segue le rotte del commercio libero europeo. Quindi è un gioco veramente molto facile. Poi con i prezzi che spunta la caccia ultimamente l'ingrosso, estremamente appetibile, quindi non si fanno scrupoli. Pazzesco. Sì. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Potremmo avere gli stessi problemi anche con il tiglio? Cioè i freddi primaverili possono aver influenzato anche la fioritura futura del tiglio? Sì, Grazie. anche se meno. E la fioritura del tiglio è influenzata soprattutto dalle precipitazioni. Essendo una pianta che fiorisce veramente molto tardi e che comunque si attiva molto tardi, si può risentire di danni da freddo, non c'è dubbio, ma quello che ferma il tiglio è la mancanza di acqua prima. Cioè deve piovere almeno 90 mm, ovviamente piovuti bene, non 2 bombe d'acqua, almeno 90 mm, poi se ne cadono anche 200 è meglio. Ok, quindi è una pianta che quando fiorisce vuole tantissima acqua. Non è un problema vostro nell'arco alpino, ecco. Grazie, quello sì. C'è una domanda nelle chat da Luigi Costa. Chiede se, vista l'utilità dei microrganismi del suolo, possiamo fare qualcosa a livello di integrazione sul terreno e come? Gli EM possono essere d'aiuto? Allora, sì, inoculi microbici possono essere d'aiuto, per esempio nel caso di colture erbacee, erba medica, trifoglio, sulla, insomma, tutte queste colture erbacee che sono anche nettarifere. Nel caso di foreste si deve rigenerare da solo questo microbiota, non possiamo andare con l'aeroplano a spargere microrganismi utili. Poi comunque sia, è più importante ricreare una nicchia dove questi microrganismi possono proliferare, quindi semplicemente avere dei suoli ricchi di sostanza organica. Ecco, è questa la chiave di tutto, in mia opinione. Tanta sostanza organica, quindi tanto alimento per questi microrganismi, quindi sostanza da degradare per liberare elementi nutritivi per le piante. Quindi la sostanza organica fondamentalmente fa questo, oltre a migliorare la tessitura del suolo, la struttura del suolo, scusate, e oltre a migliorare la retenzione idrica. Quindi è più importante creare le nicchie ecologiche. Adesso oggigiorno vediamo questi grandissimi allevamenti di bestiame concentrati. Fate per esempio conto la zona di Reggio Emilia, Modena, piuttosto che la zona di Cremona in Lombardia, ma sicuramente avrete dei casi analoghi anche in Veneto, dove ci sono delle province dove la sostanza organica, quindi le deiezioni liquidi, dei maiali, vacche o anche altri animali, sono un autentico problema, tanto è vero che queste deiezioni sono un rifiuto speciale, quasi, ok? Quindi o trattate come tali. E poi ci sono delle zone dove invece questo rifiuto speciale che farebbe tanto bene al terreno, che una volta, al tempo dei nostri nonni, veniva costantemente
dispensato nei terreni agricoli non è disponibile, cioè ci sono delle zone dove non si trova un camion di letame neanche con lanternino, quindi è veramente difficile sostenere la sostanza organica in queste condizioni, bisogna fare più sovesci, ma i sovesci comunque costano e poi dopo comunque è un terreno improduttivo, almeno per un anno. E, insomma, sono pochissimi gli agricoltori che oggigiorno effettuano un ripristino della sostanza organica del suolo e dopo 50-60 anni, anche 70 di questo trend qua, cominciamo a pagare le conseguenze anche da questo punto di vista. Quindi una sterilizzazione generale anche dal punto di vista dei microrganismi. Per ricollegarsi poi a quella che è la biodiversità di giornata mondiale di domani, è anche biodiversità microbica. Molti microrganismi sono utili, lasciate stare lo 0,001% dei microrganismi che sono patogeni, uno fra tutti il coronavirus. Un caso veramente negativo, però esistono miliardi, non milioni, miliardi di specie di microrganismi. Per chi fa questo lavoro non sono nemmeno catalogabili, perché sono troppi, e che svolgono funzioni vitali per la vita. E questo è uno dei punti chiave che con il ripristino del suolo si vuole in qualche modo risolvere, perché le funzioni dei microrganismi dal punto di vista nutrizionale, pensate anche al vostro intestino, 1 chilogrammo di microrganismi di media per ogni intestino umano, ma non sono microrganismi dannosi, sono microrganismi che aiutano la nostra digestione. Questo lo rapportate all'estensione del suolo a livello planetario, capite la diversità che può essere attiva nel produrre elementi nutritivi, nel compensare anche l'accumulo di anidride carbonica nell'atmosfera, per esempio. E quindi il ruolo che possono avere anche nelle produzioni di nettare, cioè è un qualcosa di veramente fuori dalla portata della comprensione anche di chi ci lavora, però purtroppo siamo in queste condizioni e vedremo come va a finire. Se ci sono delle altre domande? Ultima, che poi dobbiamo chiudere 30, se c'è ancora una, altrimenti chiudiamo così. Ok, mi pare che non ci sono altre. Perfetto. Niente, allora io direi che possiamo chiudere questo intervento del dottor Alberoni e lo ringraziamo ovviamente tanto di essere stato con noi e di averci esposto questo trattato sulla fioritura della caccia e i suoi connessi problemi. Io personalmente ringrazio anche Agremont e il suo staff per averci ospitato e dato la possibilità questa sera. Con il dottor Alberoni, ricordo, ci rivediamo l'11 giugno, salvo problemi, il venerdì sera, e continueremo questa chiacchierata anche con altri tipi di piante, perché ci ha dato disponibilità, lo ringrazio personalmente, anche per il resto, e quindi continueremo questo discorso preso stasera e lo riporteremo anche sul tiglio e sulle altre piante che ci fioriranno a giugno e a seguire. Ecco, se non c'è altro, Franz, lascio la parola a te e ringrazio. Beh, grazie a tutti veramente per questo evento, questo contributo importantissimo, quindi grazie a Pido Lomiti che ha organizzato, Andrea che mi ha supportato in tutto e di più, e al dottor Alberoni ovviamente per il suo prezioso intervento. Io vi ricordo semplicemente il prossimo appuntamento mercoledì 26 maggio alle ore 15 sul tema delle foreste, il gigante assopito, organizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione con l'Ungarone Fide Dolomiti. Grazie a tutti veramente per aver partecipato, grazie a Pidolomiti e grazie anche a Alberoni. Buona serata a tutti. Buona serata, grazie. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Grazie.